Ciao e benvenuto in questo nuovo video a cura di mattoscacco.com. In questo video andremo a mettere a dura prova le tue capacità scacchistiche. Qui davanti abbiamo una partita in cui Karpov ha giocato col nero. In diversi momenti della partita io mi fermerò e ti chiederò di cercare di capire quale mossa ha giocato Karpov e poi confronteremo la tua idea con la mossa realmente giocata. In questo modo vedrai quanto sei vicino o distante da stile di gioco di Karpov. Questa idea per questo video me l'ha dato proprio il maestro internazionale Milanov Ratkovic, maestro internazionale da 2435 punti, che sta collaborando con mattoscacco.com e sta realizzando un corso proprio dal titolo Giocare come Karpov. Lui è un grande appassionato di Karpov, da anni studia il suo gioco, ho già visto alcune lezioni, sono fantastiche perché lui prende proprio alcuni pattern, alcuni schemi che si ripetono all'interno delle partite di Karpov e ti spiega come farli tuoi, quindi sarà veramente un corso eccezionale e sicuramente vi terrò aggiornati quando sarà tutto pronto. In descrizione di ogni video di Mattoscacco trovate il link per iscrivervi alla newsletter in modo tale da ricevere via email il comunicato di quando ci sono queste cose molto importanti. Ma ora veniamo a noi, vediamo questa partita giocata nel 1973, siamo all'interno del torneo di Leningrado, il torneo internazionale in cui si selezionava lo sfidante per sfidare il grandissimo Fischer, e abbiamo col bianco Rukavina, maestro internazionale 2460 punti, e col nero Anatoly Karpov 2645. Bene, andiamo a vedere come si è svolta questa partita. Il bianco apre con C4, Karpov risponde con cavallo F6, a questo punto cavallo C3, E6, in pieno stile Karpov, cavallo F3, C5, D4, pedone per, cavallo per. Ora gioca alfiere B4. Qui ci sono varie possibilità per il bianco, come per esempio iniziare a spingere il pedone e farlo andare in G3, oppure si può giocare subito alfiere D2 per togliere il cavallo dall'inchiodatura, addirittura si può giocare anche donna C2. Qui però il bianco gioca una continuazione piuttosto particolare, chiamiamola così, che è cavallo C2, che allo stesso tempo minaccia l'alfiere. Bene, fermiamoci qui e ti chiedo, dopo la presa, perché Karpov prende a questo punto e crea così dei pedoni doppiati, adesso secondo te che cosa gioca Karpov? Per ognuna di questi quiz ti lascio un minutino di tempo, così hai tutto il tempo per pensare a qual è la mossa più giusta. Pensaci che fra un minuto poi ti darò la soluzione e andiamo avanti col video. A questo punto della partita Karpov vede dov'è il punto debole nello schieramento avversario e decide subito di attaccarlo con donna 5. Donna 5 si va a creare una minaccia concreta sul punto C3 con doppio tra re e torre, e quindi a questo punto il bianco deve trovare una soluzione. Ci sono soluzioni come donna D3, ma in questo caso il bianco sceglie un'altra soluzione, così chiamiamola strana, che è cavallo B4. Cavallo B4 si mette davanti il pedone che copre questo tipo di attacco della donna. Karpov è un giocatore molto solido, non ama il rischio, quindi continua in modo tranquillo il suo sviluppo arroccando E3. A questo punto
ci sono varie possibilità, subito cavallo C6, ma qui Karpov gioca B6 con l'idea di sviluppare subito l'alfiere e impedendo così anche la spinta G3 del bianco. A questo punto alfiere E2, qui Karpov gioca alfiere B7 andando a minacciare in questo punto Arrocco chiaramente. E adesso qual è la mossa che gioca Karpov? Pensaci ancora un minutino, cerca di capire in che modo avrebbe giocato questo, in che modo ha giocato questo grandissimo maestro di scacchi. A te la mossa. La mossa giocata da Karpov fu subito torre C8. Congratulazioni se hai visto questa mossa. Chiaramente ce ne sono tante altre che sono buone, come cavallo 6, cavallo C6. Mosse più avventurose invece, come cavallo in E4, non sono nello stile di Karpov. Cioè è vero che si va subito ad attaccare questo punto, però insomma ci sono linee veramente molto taglienti e rischiosi per nulla. In stile Karpov si gioca tranquillamente torre C8, si fa pressione su questo pedone e chiaramente anche sul pedone di dietro. Andiamo avanti, cerchiamo di capire come è continuata la partita. F3, cavallo in C6, con l'idea di andare o in E5 o in A5 e attaccare ulteriormente il pedone in C4. E adesso donna B3, la donna esce, va a tenere un pochettino entrambi i pedoni. E adesso ancora aspetta a te la mossa, cerca di capire cosa ha giocato in questo momento Karpov. Ti do il solito minuto di tempo per pensarci. Sicuramente la mossa più scontata e anche in linea con il piano di prima sarebbe cavallo in E5, con l'idea di andare a creare pressione su questo pedone, eventualmente poi andando a raddoppiare le torri sulla colonna C. Ma Karpov è ancora più astuto e rafforza ancora di più la pressione su questi due pedoni doppiati con donna in E5. Donna in E5 intanto si attacca qui, con la donna si attacca qui e si può giocare anche su possibili attacchi. Per esempio il cavallo può catturare il cavallo in B4, il bianco non può liberarsi dell'impedonatura, altrimenti perde la torre, perché la donna può andare a catturare questa torre. Oppure semplicemente il cavallo va in A5 e attacca il punto C4. Quindi il piano è sempre quello di prima, ma Karpov ha piazzato la sua donna in una posizione migliore dove è molto più aggressiva. Andiamo avanti tutta. È il turno del bianco che si sbarazza del cavallo. Karpov cattura di torre con l'idea appunto di andare a raddoppiare. Alfiere di 2, si sviluppa l'alfiere anche se in una posizione abbastanza passiva.
Donna C7, incrementiamo ancora l'attacco, donna 4 da parte del bianco e ora ancora ti chiedo qual è la mossa che gioca Karpov. Fai molta attenzione perché Karpov è un giocatore molto solido, sa quello che fa e sa come mandare tutto il proprio schieramento ad attaccare il punto debole dell'avversario. Pensaci bene. Ancora una volta la soluzione più scontata sarebbe quella di andare subito a mettere la torre su colonna C. Chiaramente la donna non può catturare questo pedone perché altrimenti con torre 8 la donna è praticamente persa, è costretta a sacrificarsi, non so, per esempio sulla torre. Ma non è questa la mossa che giocò Karpov. Qui giocò A5. Siamo in questa posizione e giocò A5, non tanto per la paura di questo pedone, ma per dare la possibilità all'alfiere di svilupparsi in A6 per andare poi ad attaccare ulteriormente C4 e infine metterci la torre in C. In questa posizione purtroppo l'alfiere non ha possibilità di andare in A6. Quindi torniamo qui e A5 permette questo piano semplice ma molto concreto. Andiamo avanti. Torre in F va in B1, adesso è il turno del bianco che inizia ad andare ad attaccare le debolezze del nero. Karpov gioca il suo piano, alfiere A6, torre B2, difendendo gli alfieri probabilmente pensando di raddoppiare le torri. Andiamo avanti. Alfiere per C4, alfiere per C4, torre per C4, donna B5. A questo punto c'è chiaramente sotto questo pedone e di conseguenza la torre si ritira in C6. E 4 da parte del bianco, quindi questo pedone avanza, fa spazio anche all'alfiere che può andare dalla casa E3 ad attaccare la debolezza del pedone B6. Ed ora qual è la mossa che fa Karpov? Ti lascio pensare come al solito un minutino. A questo punto Karpov giocò D6. D6 allo scopo chiaramente oltre che prevenire ulteriormente l'avanzata del pedone in E4 e in E5 di dare spazio al cavallo di andare a difendere questo pedone che abbiamo visto che sarà attaccato da molti pezzi del bianco. È il turno del bianco che gioca donna in G5, a questo punto cavallo D7. Il bianco sfrutta questo buco che c'è nello schieramento di Karpov, cavallo E5, proponendo il cambio delle donne, che viene accettato. Torre B5,
il bianco si insidia nello schieramento del nero, chiaramente sempre con l'intento anche di andare a raddoppiare le torri e fare sempre pressione su questo pedone. Cavallo C4, Karpov prende questo bellissimo avamposto a tutti gli effetti, poiché il bianco non ha troppi strumenti per cacciare via questo cavallo, e in più questo cavallo da qui difende anche questo punto, quindi siamo veramente in una botte di ferro. Allo stesso tempo minaccia anche questo alfiere, che è costretto ad andare in C1. Segue la mossa torre in ava in C8, raddoppio di torre, raddoppio di torre. Bene, tocca ancora a noi. Secondo te, in questo momento, che cosa ha giocato Karpov? Pensaci un attimo, poi vediamo la soluzione. Bene, qui non ci sono tante possibilità. Karpov, essendo in vantaggio come struttura pedonale e anche proprio come numero, siamo con un pedone di vantaggio, abbiamo 3 pedoni e 2 5 più 2 7 contro 4 pedoni e 2 6, e questi pedoni sono anche isolati. Cerca anche il cambio di torri. Torre C5. A questo punto il bianco gioca Re F1. Ok, adesso tocca ancora a noi. Se tu fossi Karpov, che cosa avresti giocato in questo momento? Ti do 20 secondi perché è una mossa piuttosto naturale. Bene, più che il cambio di questo tipo, che ci poteva assolutamente stare e non è una mossa sbagliata, Karpov decide di giocare Re F8. Una delle regole, diciamo, dei finali, e siamo già in un finale, è quello di avvicinarci al centro della scacchiera col nostro re, quindi seguiranno adesso una serie di manovre di re. Bene, Re F8, ora tocca al bianco, gioca Re E2, Re in E7, Torre 5 va in B3, Re D7, agguerritissimo con Re A4, e adesso probabilmente non lo diresti mai, ma Re C7, con l'idea di portare un altro pezzo che difende su B6, in modo tale da lasciare poi le torri libere di andare in giro, poiché una volta che c'è un cavallo che protegge e un re che protegge, sono comunque due difensori. È il momento del bianco che gioca alfiere in F4 giocando sull'impedonatura, segue re in B7, sembra una serie di mosse assurde, il re che si mette su questa colonna, però non ci sono pericoli in effetti, alfiere in A3, in E3 scusami. A questo punto si minaccia la torre che deve ritirarsi e andare a difendere questo pedone, alfiere in D4, e adesso che cosa giocheresti col nero? Probabilmente la mossa più logica e naturale è E5 e non è assolutamente sbagliata. Karpov giocò F6. Probabilmente F5 crea una struttura ben definita di pedoni e lascia un buco su D5, quindi viene impedita la spinta di questo pedone. Con F6 invece la spinta del pedone in D in D5 è ancora possibile.
C'è da dire un'altra cosa, qui il nero avrebbe potuto tranquillamente fare un altro tipo di mossa qualsiasi, non temeva questo tipo di entrata perché seguiva torre G8, l'alfiere minacciato si ritira in qualsiasi situazione e si entrava in settima traversa, in questo caso in seconda traversa con la torre, insomma, e non era molto facile da giocare per il bianco, però sappiamo che Karpov è un giocatore molto solido ed F6 è proprio una mossa che lo caratterizza. Torre in D1, torre in D8, F4, il bianco inizia a cercare di smantellare un po' il piccolo centro del nero, D5, ecco la spinta che permetteva F6, alfiere in F2, torre in D va in C6, si raddoppiano le colonne, le torri sulla colonna D, alfiere C5, qui si gioca sull'inchiodatura del pedone che non può catturare l'alfiere perché c'è la torre, torre C6, alfiere F2, un po' di, diciamo, anche ripetizione di mosse nel finale non fa mai male, si cattura di torre. A questo punto cambio di torri, si va col pedone, torre B5 minacciando il pedone. A questo punto che cosa giochiamo? Torre 6 scacco, re D3 e ora purtroppo bisogna fare ancora i conti con questo pedone perché prima con lo scacco ce la siamo cavata. Karpov gioca re C6. Re C6 chiaramente tiene sia questo pedone che questo pedone, quindi il re ha fatto molto bene a fare questa manovra e andare sull'ala di donna. Segue G3 da parte del bianco, torre 7, torre B1, un po' di manovre di torri, torre B7, torre B5, cavallo in D6 minacciando la torre, torre in B2 e adesso che cosa gioca Karpov? Bene, a questo punto del gioco Karpov decide di togliersi questa debolezza incredibile e giocare B5. A seguito del cambio, ora il nero non ha più nulla da temere, poiché l'alfiere camposcuro faceva pressione su questo pedone, adesso abbiamo un pedone sul bianco e un pedone passato che è libero di andare a promozione, che sicuramente attualmente è su casa nera. Anche la casa di promozione del pedone è su casa nera, però insomma prima che l'alfiere possa andare ad attaccare il pedone in A ci vogliono un po' di manovre. Torre 2 e a questo punto chiaramente la colonna A è libera per il nero e il bianco abbandonò dopo questa mossa. Bene, io credo che questa era una partita semplice, tra virgolette semplice, passami il termine, ma eccezionale. Cioè Karpov ha giocato dall'inizio nel creare debolezze nella struttura pedonale del suo avversario e di attaccare in modo semplice e naturale queste debolezze. Se sei stato in grado di vedere anche solo alcune di queste mosse, io ti faccio i miei complimenti perché significa che per quelle mosse hai ragionato come un gran maestro. Se il video ti è piaciuto fammelo sapere che farò altri video di questo tipo. Se hai suggerimenti su come anche realizzare al meglio questi video, fammeli sapere. Sono qui a orecchie ben aperte. Grazie per la visione, ci vediamo alla prossima. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!